Dopo una lunga battaglia siamo arrivati finalmente ad un esito positivo della vertenza che ha visto impegnate le imprese, 16 imprese agrigentine che vantavano dei crediti durante la gestione commissariale per quanto riguarda il servizio idrico nel territorio agrigentino. Durante appunto il periodo commissariale non è stato garantito quello che avevano prodotto a livello di fornitura e di attività per garantire appunto un servizio pubblico essenziale. Quindi noi ci siamo messi in prima linea, abbiamo difeso e portato avanti le rivendicazioni delle 16 imprese agrigentine con manifestazioni pacifiche, con sit-in, ma anche con interlocuzione con le istituzioni. Dobbiamo ringraziare il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, che si è impegnata, abbiamo avuto diversi momenti di confronto ed è stata davvero molto attenta e sensibile rispetto a questo tema, così come ci preme ringraziare anche l'onorevole Perconti, perché è stato anche lui sensibile, ha prodotto una interrogazione parlamentare, così come anche l'europarlamentare argentina Annalisa Tardino, che ha dato anche il suo contributo. Abbiamo trovato in alcune componenti delle istituzioni grande sensibilità e grande disponibilità, e quindi questo ha aiutato e facilitato il lavoro e il percorso che poi ha visto protagonista l'avvocato Catuara, e finalmente, come dicevamo, ad un epilogo positivo, perché le 16 imprese agrigentine sono riuscite a percepire quanto dovuto. Noi abbiamo avuto la possibilità di rappresentare imprenditori che avevano fornito il loro servizio nei confronti della gestione commissariale, che era un fatto eccezionale. Abbiamo sostenuto la tesi della prededucibilità del credito, e di 105 domande solo 7 sono state ammesse con credito prededucibile e privilegiato perché imprese artigiane. Non è stato semplice raggiungere questo risultato, perché si tratta di capire come va interpretato l'articolo 111 e 111 bis del Codice Civile sulla prededucibilità del credito. E grazie alla presenza delle istituzioni, ma anche alla sensibilità che il Tribunale ha mostrato, sono state ammesse 7 di queste domande, di cui 4 imprese artigiane aderenti alla CNA. Mentre, sempre come crediti prededucibili in chirografo, su 23 domande ammesse, soltanto 23 domande ammesse, 12 sono le imprese che sono state da me rappresentate e aderiscono a CNA.